E poi ho aperto il portoncino e sono venuto giù. E è morto, ma non vedevo niente, la vettura era andata sul cancello. È morto, erano carichi comunque, esatto. È morto, è morto. Le urla disperate degli amici di Pietro Benfatto squarciano la notte lungo la strada Romea a Legnaro. La testimonianza di un residente svegliato alle 4 del mattino dal boato dell'auto guidata dal 17enne e piombata nel giardino di un'abitazione vicina. La macchina guidata da Pietro prima ha toccato quel cordolo e poi 200 metri di volo, lo vedete ancora i segni sulla strada, ha sfondato la siepe e poi la ringhiera finendo la sua corsa nel giardino di quell'abitazione. Pietro, 17 anni appena, residente a Mortise, non doveva guidare quella macchina. A mamma e papà, che gliel'avevano prestata, aveva detto che l'avrebbe guidata un amico ventenne. Invece, dopo la serata al pub, ha deciso di mettersi al volante, nonostante non avesse la patente. Il giovane, forse a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver centrato il cordolo a bordo strada ha sfondato la ringhiera ed è planato nel cortile dell'abitazione. E ha saltato le due murette là e ha fatto il percorso fino alla strada dove ci sono i cancelli. Un boato? Cosa? È un boato, esatto. Col colpo hanno gettato giù i cancelli e la vettura si è spostata verso la casa. Sono stati proprio i proprietari di casa, svegliati dal boato, a chiamare i soccorsi, ma per Pietro Benfatto non c'era più nulla da fare. Gli amici che lo seguivano in auto hanno assistito alla scena ed erano sotto shock. E questi forse tentavano di fuggire. I ragazzi di... Sì, però poi hanno pensato, hanno messo la vettura qua e intanto è passato del tempo, esatto, si è fatto su altra gente e poi ci siamo mossi, siamo andati sulla stradina, abbiamo visto la vettura. Nei prossimi giorni verranno eseguiti gli esami tossicologici e l'autopsia. La polizia stradale di Piove di Sacco, intervenuta sul posto, analizzerà vari reperti ritrovati nell'auto del 17enne. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato è quella di incauto affidamento dell'auto ad un minorenne. La musica trap tra le passioni di Pietro, che aveva anche un gruppo attivo sui canali social e su YouTube. Il minorenne era anche arbitro di basket, lascia nel dolore i genitori e due sorelle più grandi.